determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Con la sua grinta irrompe come un tuono, chiudi gli spazi e segue sempre l'uomo. Ma non ti sembra di vederlo schiare? E poi trasferti a mare. Mio fratello c'ha la macchina. E guardalo l'allenatore. La targa. E dei perdenti cancelliamo noi. Adesso mi accompagna dalle scale ai riflettori. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati del calcio a 5 da Alessandro D'Ambrosio. In questo sabato pomeriggio vi trasmettiamo dal campo Santa Maria Ausiliatrice di Via delle Molette di Marino, l'11ª giornata di Serie C1 Girone A. Si affronteranno oggi Real Castelfontana, squadra di casa in maglia rossa, posizionata al secondo posto in classifica con 24 punti, Albano, squadra ospite, in maglia bianca, al terzo posto in classifica, quota 21. Tutto pronto per il fischio d'inizio, sarà l'Albano a dare il via alla gara, si aspetta solo il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Allora, primo possesso per la squadra ospite che attaccherà dalla sinistra alla destra del nostro teleschermo. Karim ancora liberati, Peroni, il giro palla che porta alla perdita del pallone. Sien apre bene su Fattore, Fattore mette dentro e Sien in caduta non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ricordiamo la durata di due tempi, la durata dell'incontro è di 2 tempi da 20 minuti. Intanto pallone recuperato alto, il vantaggio del Real Castelfontana con Karim che porta sui suoi. È il 10° gol in stagione per il numero 10 del Real Castelfontana, che al momento regala il vantaggio dopo appena 2 minuti di gioco. Bene, ci giriamo, abbiamo faccia! Primo fallo commesso, la rincorsa di Tudini, tocco per Silvestri, è uno schema per liberare Sien. Si muove a destra Silvestri, poi è Sien circondato da maglie rosse, riesce a mantenere comunque il possesso, qui inciampa sul pallone, poi affida in qualche modo a Fattore, recupera altro Peroni, Peroni che può andare, Peroni con il piede, Casciotti a dire di no al gol del raddoppio del Real Castelfontana, pallone che non è uscito, proteste dell'Albano ma si continua, Guancioli, rimessa con le mani, con i piedi di Essien, pallone dalle parti di Fattore, resta in piedi Bardoscia. 12:08 sul cronometro, è entrato Bernoni che non va a battere il calcio di punizione, recupera Peroni solo per un attimo, Bernoni, Silvestri conclude contro la schiena di Liberati, calcio d'angolo. Peroni prova in qualche modo a lanciare, pallone recuperato dall'Albano, non si fa saltare Peroni, attenzione al contropiede, Cavallo può andare dalle parti di Conti, la traversa, nega il raddoppio. Punteggio che sale sul 3-2, 3 commessi dalla squadra di casa. Di Lascio. Mi ero confuso pure io. Nel frattempo è entrato anche Capitan Fratini. Servito proprio adesso Fratini, il pareggio dell'Albano. Prontissimo il capitano a portare i suoi sull'1-1 al primo pallone servito, gli riesce a mettere alle spalle di Bardoscia. Quindi gara nuovamente in parità. Quindi sarà Silvestri a battere la rimessa laterale, Fratini, Silvestri che deve andare in avanti per non perderla, ricomincia Liberati direttamente da Bardoscia. Servito Guancioli, Conti, Guancioli, si gira splendidamente Guancioli, chiusura di Fratini che chiude e riparte, se la va a riprendere Guancioli, Peroni, entra palla al piede nella metà campo avversaria, Peroni che mette dentro, pallone probabilmente deviato. 7 minuti e 10 di tempo effettivo al termine della prima frazione, il rinvio di Bardoscia, pallone affidato a Peroni, poi va a Liberati
a servire Liberati. Fratini adesso in avanti, il pallone per Silvestri, Silvestri che va al tiro cross, la rincorsa di Essien. La battuta del calcio di punizione del numero 9 direttamente in porta. Bardoscia sui piedi di Ivona, dietro da Essien, prova a ritagliare lo spazio per la conclusione. Essien, ancora Bardoscia a dirgli di no, servito Ricci, Riccia appena entrato, Peroni, Karim prova a mettersi in proprio, Karim va a recuperare, Karim la conclusione, Casciotti gli nega la doppietta, poi Guancioli, ancora avanti Real Castelfontana con il gol del suo numero 17 e allora anche Guancioli sale a quota 10. 2:34 al termine, dalla bandierina va Fattore, pallone dietro per Essien, conclusione Fratini. Tudini sale con il pressing da Castelfontana, pallone da Fattore, chiusura, attenzione a Guancioli che può ripartire, Guancioli che affida a Peroni, Peroni, il 3-1 del Real Castelfontana quando mancano 2 minuti e 20 al termine della prima frazione. Si porta in avanti di 2 misure la squadra di casa, ripartenza perfetta. 29 secondi al termine, Fattore affida a Tudini, Essien 1 contro 1 con Peroni, poi affida a Fratini in spaccata a Bardoscia. 5 secondi al termine, pallone per Peroni che non vuole affrettare le manovre, si va a riposo sul punteggio di 3-1 per il Real Castelfontana che prima si era portato in avanti. Tutto pronto per la ripresa di questa seconda frazione di gioco, si riparte dal punteggio di 3-1 per il Real Castelfontana che conduce la gara grazie al punteggio maturato nei primi 20 minuti di gioco. Liberati che si era mosso al centro, Karim la va a riprendere, Karim, chiusura di Tudini in scivolata, Tudini, pallone affidato dalle parti di Bernoni. Trascorso 1 minuto e 05 del secondo tempo, già 2 falli commessi dal Real Castelfontana, calcio di punizione, torna da Karim, Peroni, Bardoscia, lancio in avanti, più in alto di tutti con la testa Tudini, poi l'apertura su Silvestri, questa volta la battuta è Essien, dentro per Bernoni, pallone recuperato da Real Castelfontana, Peroni per Karim, il 4-1, la doppietta del numero 10 che allora al momento diventa il miglior marcatore della competizione del Real Castelfontana, sale a 11 gol, 4-1. La rincorsa di Peroni, poi affida Liberati, conclude in bagger, va a rispondere Valeri. Trascorsi 4 di questa seconda frazione, Tudini, Essien, vede il taglio di Silvestri, servito Silvestri, resta in piedi però Bardoscia nell'uscita a Liberati, ancora Peroni, Liberati, tocco morbido per Bardoscia, Bardoscia che va in avanti, Fratini chiude, ancora Liberati a riprendersela, poi conclude Tudini, Bernoni, Liberati in pressing, se la cava bene Bernoni che affida a Di Lascio al centro del campo, Di Lascio, la chiusura di Peroni, ancora a recuperare la palla, poi Guancioli, Peroni, la chiusura in qualche modo, palla che resta lì, Karim, tentativo deviato in calcio d'angolo. Karim dietro da Guancioli, Tudini ci mette la faccia letteralmente, poi Peroni
di lascio Bernoni, Tudini, ancora Bernoni, miglior marcatore della squadra ospite, che ancora però non si è mai reso pericoloso. Cavallo tocca per Karim, la tripletta del numero 10, il 5-1 del Real Castelfontana. Pallone straordinario servitogli da Cavallo, e allora partita virtualmente chiusa. Di lascio Bernoni apre su Tudini, Tudini che va al centro, di lascio rimessa laterale battuta dalle parti di Fattore. Fratini, ancora il pressing forsennato da parte del Real Castelfontana. Liberati, prova a chiudere al centro, costringe al tentativo di impostazione sulla sinistra e poi pallone recuperato dal Real Castelfontana. Pallone in avanti dove c'è Karim, cambi per l'Albano che si schiera con il portiere di movimento Silvestri. Essien, servito nuovamente Essien che bacia il palo, attenzione a Cavallo, si gira bene dalla bandierina Conti, dentro Karim che riesce in qualche modo a tenere il possesso, poi la recupera però Previtali. Pallone al centro messo da Peroni. Silvestri, pallone affidato a Essien che prova a mettere dentro, rimpallato ancora Silvestri. Essien, tentativo di Vona ancora una volta. Brandoscia, ripartenza di Conti che va direttamente in porta, e allora si iscrive al tabellino anche il numero 12, anzi scusate, la doppietta del numero 12 che porta il risultato sul 6-1. Adesso prova ad accelerare un po' i tempi di gioco l'Albano, che è sotto di 5 misure quando mancano più o meno 8 al termine. Il tiro di Liberati che allora sì la chiude forse ufficialmente. 7-1 per il Real Castelfontana, che approfitta della palla persa a centrocampo per andare alla conclusione direttamente dalla propria metà campo, porta sguarnita. Di lascio, Previtali fa girare palla l'Albano che al momento non ha più nulla da chiedere alla partita, però Vona si gira bene, ancora Conti in chiusura, ancora Vona, palla che resta lì, la parata di Bardoscia su Essien, pallone per Vona, ancora Bardoscia, Essien, Silvestri ancora per Essien, chiude questa volta Conti che va alla conclusione ed è il gol dell'8-1 da parte del numero 12, miglior realizzatore della squadra di casa, che allora possiamo dire sale ufficialmente a 27 punti in classifica, resta a 21 l'Albano. Pallone dalle parti di Silvestri che controlla con la testa Vona. Silvestri dopo il rimpallo, Fratini esce in pressing, Sellati che allora segna il gol del 9-1, una dedica speciale da parte del capitano del Real Castelfontana quando manca poco più di un minuto al termine. Pallone recuperato, tentativo di conclusione, gol del 10-1, doppia cifra allora per il Real Castelfontana, ha segnato Liberati. Quinto fallo commesso dalla squadra di casa proprio allo scadere. Vona conclude direttamente verso la porta, arriva il triplice fischio, partita
che si chiude sul punteggio di 10-1 in favore del Real Castelfontana, che allora sale a 27 punti in classifica. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio e da Calcio a 5 Live. Intervistiamo mister Tiziano Peroni. Oggi prestazione convincente da parte della squadra, passate per 10-1 contro un avversario che comunque arrivava alla partita. Nel frattempo i giocatori che dedicano un coro al mister. Dicevo, arrivata a questa partita contro un avversario che aveva... Proviamo a continuare l'intervista. Allora, arrivate alla partita contro un avversario con soli 3 punti in classifica in meno di voi. Oggi salite a +6 con questa prestazione, e un commento alla partita, se è soddisfatto? No, molto soddisfatto, abbiamo incontrato veramente una grande squadra, gioca molto bene a calcio a 5, abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate nel primo tempo, poi nel secondo tempo penso che non ci sia stata partita. Oggi una gara un po' particolare perché ricordate Ivano, vuole dedicare la vittoria a qualcuno in particolare? A Ivano spero di ripercorrere la sua strada con il Castelfontano. E allora l'augurio è dei più grandi, un in bocca al lupo e ancora complimenti. Grazie. Grazie mister.